Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, Supercoppa Europea, oggi sì, spariamo solo queste, cambio modulo comendiano con un 4-2-3-1, insomma, alla fine un 4-5-1 e ragazzi ho acquistato Luciano Vietto perché è una seconda punta che mi serve, visto che gioco con tre seconde punte praticamente, quindi mi serve in riserva con la Mela di Bara e Schürrle e al posto di Rigoni che adesso dobbiamo tenerlo là purtroppo ho comprato Yuri Tielemans, quindi abbiamo un centrocampo veramente cazzuto e giovane con Cataldi e Tielemans. Intanto mettiamo Rigoni su Supercoppa, rilasciamo un momento di gloria. Oltre a Perotti ci hanno salutato anche Morganella e Joaquin per fine contratto. Joaquin era troppo vecchio e fioi, basta. Vediamo con dei centrocampisti così come andiamo. Vai, inizia la Supercoppa Europea. Speriamo di portare a casa il trofeo, terzo trofeo stagionale dopo la brutta sconfitta in Supercoppa italiana, però la gran preliminare. Certo che sto comprando tanti giocatori, tanti pallini del Cume, quindi speriamo dopo di non perderli se cambio squadra il prossimo anno, cosa che voglio fare, sono tutti al Palermo praticamente. Però è anche vero che su PES la cosa bella è che la Master League poi si rigenerano certi giocatori, quindi potrei trovarmi con un Cristiano Ronaldo quando si ritira da me magari. Attenzione Dybala, Dybala! Ottima partenza, attenzione Timo! Non ci credo. Siamo partiti a bomba, purtroppo gioca a Rigoni, l'unica nota negativa è che Tielemans arriva alla prossima, vabbè. Comunque un buon mercato dai, anche stavolta. No, ma dov'è il fallo? Certo il grande acquisto è stato Andrea Schürrle, fiori. Anche se per adesso non mi sta certo emozionando, eh. Però anche la Mela all'inizio ha fallito e poi mi ha fatto vincere tutto. Timo. Vai Eric, gioca più esterno adesso, ma farà sicuramente bene lo stesso, lo so. D'altronde con la partenza di Gioacchino e Perotti ho dovuto reinventarmi anche un po' il modulo. Così cambiamo anche che è bello cambiare, se no dopo siamo troppo statici. Nel secondo tempo sicuramente vedremo il debutto di Vietto. Attenzione, bellissimo per Timo. Vai Timo. Sono i gol di Timo questi. Dybala! Gol! Paul Dybala, 1-0 Palermo. Mamma mia che gol di Dybala. Signori che gol di Paul. Bravo Werner, ma Dybala ha messo un gol incredibile, il primo gol della stagione per Dybala. Dybala è la nostra bandiera, fioi. Anche se il nostro capitano sarà sempre Rugani, Occio però subito. Un grande Rulli, altro grande acquisto Rulli, Fuchs. Schürrle. Bravissimo Andres. Andres se ne va. Vai Schürrle. Vai Schürrle. Ah, sbaglio io. Dai, 1-0. Dai che stiamo pompando. Ma no. Very good. Buonissimo. Benissimo ancora per Dybala. L'Arsenal non c'è. Gol ancora Dybala 2-0. Ragazzi, in Europa siamo micidiali. In Europa siamo micidiali. Qua rischiamo di vincere la Champions. Prossimo anno ho già detto alla dirigenza che in qualsiasi caso me ne vado. Tanto vogliamo di fare bene anche con l'Italia. Glick. Schürrle. Attenzione per Timo, che modulo. Non so se è il modulo Timo. Comunque Fio di Bala è tornata. Invece Kane alternerà Werner in attacco. La vecchia guardia Fio del primo anno, gli acquisti del primo anno. Calcio d'angolo. Come ho fatto a perdere col Napoli così? Ma in Italia è molto più dura però, visto che in campionato è una fatica. Vai Cataldone. Cataldone si invola, Cataldone si invola. Se Cataldi mi segnasse qualche gol in più. Buono, vai Rugani.
Nella prossima partita abbiamo anche Yuri Tielemans. E godo. Inizia la seconda frazione. Dybala, subito apriamo il tiro così. Very good, vai Cataldi. Vai Cataldi. Cataldi! Appena detto cosa mi stava segnando Cataldi, non ci credo. Che traversa del Cata. Fallo di Fuchs. Fallo di Fuchs. I campioni d'Europa in carica della Champions stanno subendo una mazzata clamorosa da una squadra esordiente, dal Palermo. Werner vede Schürrle. Vai Andres. Andres si invola. Non ci voglio credere, ancora miracolo di Szczęsny. Rigoni. Momento di gloria per il Rigo. Sto giocando una finale di Supercoppa. Glick è tua. Cioè, no, Rugani no. C'è andata bene, Ramsey sbaglia. Rinvio di Rulli. E facciamo qualche cambio. Mettiamo il buon Werner per Kane. Lucianone Vietto. E Liaic, ok. Sono tutti i cambi perfetti abbiamo. Lunga. Recupera Szczęsny. Rinvia un po' del Cazzus. Ma che traversa del Cata, fioi, che traversa del Cata. Attenzione Eric. Brutto fallo. Brutto fallo di Glick. Ammonito Glick. Ok, vediamo come... No, era già ammonito, espulso. Non ci credo, espulso Glick. Ma Dio santo. Era già ammonito, non me ne sono accorto. Adesso si soffre. Come preliminari. Esordio col Palermo difficile per Vietto. Difensivi. Vietto, eccolo qua, Lucianone. Lucianone per Fuchs. Troppo corta. Dai ragazzi, dai. Dai raga, dai. Ma porca puttana. No, Borini. Bravissimo Rulli. Rulli è una garanzia, Dai, fioi, dai. Non c'è niente da fare. Cataldi! Mamma che tiro del cat. Devo andare anche avanti. Attenzione a Kane, recupera palla, no. Attenzione a Sterling, acquisto dell'Arsenal, Raheem Sterling. Super Sterling. Che recupero di Cataldi. Dopo Rugani. Kane vede Liaic. Sbaglia Liaic. Ma è finita, fioi. E vinciamo anche la Supercoppa Europea, terzo trofeo. Abbiamo perso solo la Supercoppa italiana. Yes! E vai di Supercoppa. Grandi ragazzi. Grandissimi ragazzi. Ciao Arsenal, ciao. Grande vittoria. Grandissima vittoria. Tutto nel primo tempo ho fatto. Guarda che belle. Cazorla distrutto. E Vietto subito ha vinto il primo trofeo intanto.
Vai, alzala, Ruga, alzala! Bravo, Ruga! Grande, Ruga! Yes! Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!